Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Valle occupato. Vabbè, la notizia è che non sappiamo esattamente, insomma, dov'è l'ospite. Ce lo siamo un po' perso, insomma, tra la via, tra i giornalisti, tra il caos che come al solito il Valle quando si muove fa, però insomma siamo ottimisti che prima o poi arriverà. Ok, allora l'invito mi sembra come la definiamo, dell'assemblea, della comunità, è che i giornalisti un po' arretrino, no? Lo so, però siccome questa è una lotta che facciamo da 2 anni e mezzo, noi vogliamo rompere quella che si chiama nel teatro la quarta parete tra il palco e il pubblico, e non è quindi, lo facciamo per contenuto, lo facciamo non perché non ci vedete, ma lo facciamo proprio perché è una nostra scelta di stare qua tra la gente, come dovrebbe fare la politica, come dovrebbero fare i candidati e tutto il resto, così cominciamo subito a... Allora comincio a parlare, comincio a parlare dei contenuti di questo Teatro Valle occupato, una delle prime. Va bene, allora siamo molto contenti che questo teatro è pieno. Il famoso 14 giugno del 2011, una delle prime cose che abbiamo detto è che avremmo auspicato che questi posti non fossero così piccoli. Avevamo invitato la gente ad occupare l'Olimpico e il Flaminio, cioè nel senso che quelli dovrebbero essere i luoghi in cui rendere comuni le cose. Credo che già da questo momento la cosa importante è che tutti ci stiamo preoccupando di ciò che è pubblico
è che la partecipazione di questo momento sta diventando già cittadinanza attiva e che quindi strappiamo un po', ci cominciamo ad occupare di quello che è pubblico e partendo da questo teatro, che è quello che noi appunto chiamiamo cittadinanza attiva, eccetera. Insomma, cominciamo a prenderci un po' di responsabilità anche sul potere, eccetera. Dopodiché passo la parola a Ilenia che farà una piccola introduzione come Teatro Valle e cominciamo questa serata che sta diventando complicata per un problema di troppa cittadinanza attiva, per cui cominciamo ad occupare anche altri spazi, cominciamo ad allargarci, cominciamo a andare oltre, insomma il Valle è un'esperienza, ce ne sono tante a Roma, moltiplichiamole. Dandovi appunto un benvenuto in questo teatro che è ancora occupato, nonostante qualche giorno fa, l'avrete saputo dai giornali, abbiamo ricevuto la visita di alcuni agenti della Digos accompagnati degli addetti alla sicurezza. Allora, abbiamo scritto un comunicato subito dopo per rendere pubblico questo fatto perché ci è sembrato un preoccupante cambiamento di clima in questa città. È molto facile che quando la politica viene meno, le questioni legate alle lotte, alle proteste, alle mobilitazioni diventino questioni di ordine pubblico. Allora questo è un passaggio che non deve compiersi e per far questo abbiamo appunto reso pubblico quello che è successo, abbiamo in modo anche un po'... Va bene, niente, questo per raccontarvi quello che è successo, ma anche per rinnovare sempre quello che significa fare una lotta, presidiare uno spazio e lo stiamo occupando tutti insieme in questo momento anche adesso e questa è una risposta fortissima, ma anche chiedere alle istituzioni che siano capaci di essere interlocutori delle lotte, interlocutori della società civile. Credo che questo sia uno dei temi che oggi ci troveremo ad affrontare, perché qualcosa di nuovo ci pare stia arrivando dalla Grecia. La Grecia è stata il laboratorio politico dell'Europa, nel suo senso più peggiore, però forse può diventare anche il laboratorio politico in cui sperimentare nuove forme di lotta e anche la capacità di affermare le istanze dei movimenti. Allora, per punti, alcuni spunti che come Teatro Valle, ma che nascono sempre da una discussione collettiva, che nascono dall'intelligenza viva che le lotte producono, questo anche in qualche modo ce lo insegna la Grecia. Alcuni punti che vorremmo fossero di discussione. In questo momento in Europa ci troviamo in uno stato di completa erosione dei diritti. Non esistono più diritti, esiste solo il predominio del mercato, del profitto, l'egemonia della troika. Dobbiamo ripartire da qui a capire come costruire insieme una risposta all'austerity. Ci sembra che proprio le risposte più forti, più intelligenti siano arrivate proprio dalle lotte, proprio dalla capacità che le lotte hanno, e questo è uno degli elementi che oggi vorremmo mettere al centro della discussione, non soltanto di
essere resistenza, non soltanto di essere protesta, non soltanto di dire no e quindi di fermare dei processi, ma anche essere al tempo stesso, e ne hanno dato prova i movimenti in tutto l'Euro-Mediterraneo, dalle piazze arabe alla Spagna, alla Turchia e anche nel cuore dell'Europa del Nord in qualche modo. Ecco, di essere processi costituenti, di saper sperimentare forme di autogoverno. Questa è una maturità forte che le lotte hanno e che hanno anche in Italia, che in qualche modo dobbiamo capire come costruire, come organizzare, come potenziare. In Italia, non so se questo termine è traducibile, questo anche è una discussione comune, parliamo di beni comuni in senso non ideologico, parliamo di beni comuni per dire questa capacità delle lotte, la capacità di auto-organizzare il lavoro, di pensare nuove forme di democrazia diretta, ripensare i processi di decisionalità, pensarli per più persone in modo diffuso, ripensare alle economie, a praticare delle forme di cooperazione, di mutualismo. Allora, beni comuni è un modo per tenere insieme tante lotte diverse, per parlare di una possibile coalizione di queste lotte, in una forma non ideologica, non di strutture, ma partendo dalla mobilitazione viva dei cittadini e delle cittadine. I beni comuni sono sperimentano forme di democrazia dal basso e sperimentano la creazione di infrastrutture di welfare dal basso. Teatri occupati, cinema occupati, in Grecia abbiamo notizie, racconti, descrizioni di ospedali, ambulatori autogestiti. Allora, tutte queste forme possono non essere minoritarie, possono non essere una cosa di pochi, non è qualcosa che riguarda solo un nucleo ristretto di persone che già la pensano così. In questo momento in cui la crisi raggiunge questi livelli, sia la crisi della rappresentanza che la crisi economica, queste forme di organizzazione, di auto-organizzazione possono diventare maggioritarie, possono parlare a molti, possono diventare forme nuove. C'è un lavoro da fare, questo è il secondo punto. Una sorta di laboratorio permanente che dobbiamo aprire. Non possiamo, le elezioni sono sicuramente un'occasione, ma non possiamo pensare che ci si incontra e si progettano forme di coalizioni soltanto quando ci sono le elezioni. Allora l'occasione di oggi di avere qui Tsipras è anche come dire, il desiderio di immaginare un processo nuovo. È possibile immaginare un processo nuovo non soltanto nell'esito, ma in tutto il percorso di costruzione. Immaginare quindi come colmare quello spazio tra la quotidianità delle lotte e il momento invece appunto delle elezioni. Un processo che però non sia un processo di sintesi, un processo artificiale, ma che sia un processo organico che renda possibile l'esistenza di voci diverse, delle presenze diverse, della diversità delle lotte e delle pratiche. Ecco, l'Europa ci sembra uno spazio, l'Euro-Mediterraneo, ecco, ci piacerebbe parlare di Euro-Mediterraneo, uno spazio politico interessante da questo punto di vista per capire come si possono unire forze differenti. Un terzo elemento, le soggettività. Chi è colpito in questo momento dalla crisi? Non sono soltanto i soggetti tradizionali, non sono soltanto le categorie o le corporazioni lavorative tradizionali, non è soltanto la classe operaia ad essere colpita dalla crisi in questo momento in tutta l'Europa. Quando parliamo di precarietà, ormai parliamo di un fenomeno talmente ampio che coinvolge ampi settori della società, quasi a coincidere con la società stessa. Sono colpiti dalla crisi i lavoratori autonomi, partite IVA, insegnanti del pubblico, i migranti nei nostri paesi non sono più una parte minima della società, sono tanti, siamo tanti a essere colpiti dalla precarietà. Allora se c'è una prospettiva è ripensare a come costruire nuove forme di soggettività, non pensare soltanto alleanze tra soggetti costituiti, ma ripensare la soggettività come qualcosa che coincide con la società intera. Questo significa però un grande cambiamento e bisogna essere capaci anche in Italia. In Grecia forse ci sono riusciti. Siamo capaci di un cambio di cultura politica radicale, siamo capaci di pensare e di riuscire a parlare non soltanto a chi proviene dalla nostra cultura politica che in qualche modo arriva dal Novecento, ma saper parlare a tanti, a molti, alla maggioranza che è colpita dalla crisi e vuole reagire. Questa è una prospettiva, ci dobbiamo iniziare a pensare, non possiamo rimanere minoritari, perché altrimenti quella forza e quella potenza viene capitalizzata da altri. Siamo in uno scenario completamente post-ideologico, questo non significa
deboli, dobbiamo saper costruire delle alternative ripartendo dalle pratiche, da quello che tutti i giorni sperimentiamo dentro le lotte. Per questo la prospettiva è quella del reddito d'esistenza, non di scenari di assistenzialismo o di resuscitare un welfare che non potrà più esserci. È necessaria una nuova cultura politica per ripartire dall'idea di soggettività e di precarietà diffusa. L'ultimo punto e concludo. Ci teniamo tantissimo perché siamo qua, lo vedete, ne stiamo godendo tutti insieme della bellezza di questo teatro. Forse se non l'avessimo occupato oggi qui non si svolgerebbe un'assemblea, oggi non parleremmo di politica, non si farebbe formazione. Se non l'avessimo occupato, il teatro resterebbe il privilegio di una piccola elite culturale in questo paese che sta diventando sempre più piccola. È un problema di democrazia se ad accedere alla cultura, ad accedere all'università, accedere ai saperi, all'arte sono pochissime persone. Non è un fatto soltanto di privilegi o di diritti secondari. La cultura è un diritto primario, il sapere è un diritto irrinunciabile. Bisogna moltiplicare le lotte e trovare nuove forme di coalizione. Finisco dicendo che stasera qua ci sarà uno spettacolo alle 9, vi invitiamo, forse non ci staremo tutti, ci sarà anche domani e dopodomani. È uno spettacolo bellissimo, molto potente. Quando l'abbiamo fatto qua la prima volta al Teatro Valle rischiava che forse non avrebbero più fatto questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto forte, molto duro e era difficile farlo in Italia. L'abbiamo fatto qua, l'abbiamo costruito insieme con gli artisti che l'hanno pensato. Dopo è andato a Edimburgo e ha vinto il Fringe Festival. Si chiama La Merda e parla di questo paese, vi invitiamo. Buonasera, dico solo due parole di introduzione. Questa è la prima manifestazione di presentazione della lista unitaria che intendiamo tutti noi, credo che siamo qui, presentare alle prossime elezioni europee. Una lista che non ha ancora un nome, perché anche questo nome verrà deciso attraverso un referendum online fra tutti coloro che hanno firmato dando la loro adesione alla lista, ma che sicuramente avrà nel suo logo due parole, una è Europa e l'altra è Tsipras. Io sono uno dei 7 promotori e garanti di questa lista, gli altri i 6 forse vi sono già noti perché molti di voi avranno firmato, sono Andrea Camilleri, Barbara Spinelli, Luciano Gallino, Marco Revelli, Paolo Flores e io che sono Guido Viale. Il 7° si è aggiunto oggi ed è Alexis Tsipras che ha accettato il nostro invito a farsi promotore e garante di questa lista. Ringrazio innanzitutto il Teatro Valle Occupato per averci ospitato in questo posto che è così bello, così importante e anche così simbolico di quello che tutti noi, anche con questa iniziativa, ma non solo ovviamente, vogliamo realizzare e generalizzare in tutta Europa. Simbolico proprio di questo, di una iniziativa dal basso che riesca a recuperare i fondamenti della cultura, che sono i fondamenti di una politica sana, i fondamenti di un riscatto degli oppressi e degli sfruttati. In secondo luogo ringrazio Tsipras che con la sua figura, la sua personalità e il suo ruolo come presidente di un partito che in pochi anni è riuscito a diventare il partito maggioritario della Grecia e quindi a dimostrare a tutti noi che probabilmente negli anni passati e anche recentemente ci siamo sentiti un pochino scoraggiati, che miracoli come questo sono possibili e che noi abbiamo, grazie al suo intervento e ai favori di cui al favore che ci ha fatto, di permetterci di incamminarci su una strada che intendiamo percorrere nella stessa direzione. Tsipras è un personaggio simbolico anche perché rappresenta la Grecia, che è il paese che più è stato colpito e distrutto dalle politiche di austerità oggi in Europa, no? E rappresenta naturalmente con la sua politica, con le sue dichiarazioni programmatiche, l'antitesi alle politiche
ufficiali dell'Unione Europea, che poi ricalcano le politiche ufficiali della Germania e della grossa coalizione tedesca, contrapponendo in maniera quasi simbolica il paese più colpito e il paese più avvantaggiato dalle politiche attuali. Ma anche la radice una delle due radici culturali dell'Europa, la cultura greca, no? Mentre l'altra è proprio la cultura di origine tedesca. Questa contrapposizione però fra Germania e Grecia è una contrapposizione fra governi, e non è e non deve essere, e noi non vogliamo che sia una contraddizione fra popoli che anzi hanno da mettere in comune tutte le loro cose. Nel formulare questa lista noi abbiamo, nell'appello che molti di voi hanno firmato, indicato alcune linee guida che ci sembra siano sufficienti a tenerci insieme e a spiegare a tutti noi le ragioni di questo nostro impegno. Tsipras ha fatto anche una dichiarazione programmatica, tra l'altro che contiene anche 10 punti molto specifici su cui dovremo tutti quanti noi pronunciarci e discutere nei prossimi giorni, ma che contiene 3 principi su cui credo che tutti quanti noi dobbiamo concordare e che sono gli elementi della coesione che stiamo cercando di realizzare attraverso questa iniziativa. Il primo principio è la rinegoziazione radicale dei trattati europei e del debito dei paesi condizione indispensabile per qualsiasi progetto di ripresa. Il secondo punto è una radicale riconversione produttiva in senso ambientale dell'economia dei paesi europei, riprendendo e approfondendo quelle politiche dell'economia dei paesi europei, riprendendo e approfondendo quelle politiche dell'economia dei paesi europei, e in particolare ovviamente della popolazione immigrata, che in Grecia, come sapete, rappresenta un problema ancora più grande di quello che non rappresenti già in Italia e in Europa in generale, ed una delle fonti, no, di riorganizzazione dei gruppi razzisti, fascisti e nazisti a cui l'Italia e la politica europea stanno spingendo una parte consistente della popolazione italiana, e che noi con questo progetto dobbiamo cercare di contrastare. E intendiamo contrastare. In terzo luogo ringrazio tutti voi, no? Questa presenza straordinaria è un segno di una volontà di rimettersi insieme rompendo i recinti in cui molto spesso negli anni passati ci siamo rinchiusi, rendendoci impotenti, come lo è la straordinaria raccolta di firme di adesione all'appello che noi abbiamo lanciato, che proprio in queste ore sta superando le 19.000 firme in meno di 15 giorni. Vi faccio notare del silenzio stampa e dei media più assoluti, perché fino ad oggi nessun giornale ha voluto parlare di questi temi. Abbiamo, e finisco, nel mese e mezzo scorso faticato molto, credo tutti quanti quelli che finora si sono impegnati in questo progetto, a trovare un punto di unità e di raccordo tra tutti quelli che intendiamo riunire in modo attivo in questa iniziativa e tutti quelli a cui intendiamo rivolgerci per cercare di dare loro una rappresentanza e un punto di riferimento in un'Europa che invece li sta trascinando dentro il caos. Adesso con questa presentazione oggi facciamo una svolta. Da oggi bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. Nei prossimi giorni daremo tutti insieme un nome a questa lista, poi cominceremo a discutere del suo programma, che deve essere una cosa estremamente sintetica e presentabile a tutto, come lo sono i 10 punti della dichiarazione programmatica di Tsipras. Dobbiamo cercare di raccogliere al meglio le migliori candidature che possiamo presentare agli elettori, non spartendoci in un negoziato, in una trattativa fra questo e quello, ma cercando di mettere nelle nostre liste le persone che più lo meritano, soprattutto per quello che hanno fatto o dato alla lotta politica in questo Paese, e soprattutto per la quantità e il numero di voti che possono raccogliere, perché questo è l'obiettivo di questa lista: dare una rappresentanza a tutti, parlamentari che ovviamente non esaurisce i nostri compiti, ma tutti coloro che da anni in Italia e in Europa ne sono privati. Poi dovremo impegnarci formalmente a fondo nella raccolta delle firme, perché siamo l'unico partito in Italia
partito, l'unica lista che in Italia per presentarsi alle elezioni avrà bisogno di raccogliere ben 150.000 firme in tutta Italia, di cui 30.000 in ognuna delle 5 circoscrizioni elettorali e almeno 3.000 in ciascuna delle regioni italiane, compreso la Val d'Aosta che ha 100.000 abitanti ma richiede anche lei le sue 3.000 firme. È un impegno molto grosso. Poi dobbiamo impegnarci fin da oggi, credo, alle porte di questo teatro, a cominciare a raccogliere dei fondi, perché noi siamo interamente autofinanziati e non intendiamo accettare finanziamenti da nessuna forza politica organizzata, e infine dovremo impegnarci nella campagna elettorale. Sono cose di qui al 25 maggio estremamente dure e difficili per una forza che parte disorganizzata ma con molte buone intenzioni come la nostra, e io auguro a tutti di trovare anche nelle cose che vi dirà Alexis Tsipras un ulteriore incentivo per portare avanti questo progetto comune. Grazie. Speak in my language, even though in any case we need translation, so I think it's the same if I speak in my language, in Greek language, and to have translation in the Italian language than to speak in English and to have translation in Italian. So it's the same, so I prefer to speak in my language. Proverà di parlare in greco, tanto anche se parla in greco o in inglese qualcuno non capisce, meglio che facciamo una traduzione in italiano. Η αλήθεια είναι ότι οι γλώσσες μας μπερδεύουν λίγο, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε την ίδια γλώσσα. La verità è che le nostre lingue ci fanno confondere un poco, però la verità è che noi parliamo la stessa lingua. Και η γλώσσα που θέλουμε να εκφράσουμε, και γι' αυτό βλέπω αυτή τη μεγάλη προσέλευση κοινού σε αυτή την εκδήλωση, είναι ότι θέλουμε να εκφράσουμε το θυμό, την οργή μας, αλλά και την αποφασιστικότητά μας να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ma quella cosa che noi dobbiamo esprimere in questo teatro non è solo le nostre lingue, ma anche la nostra rabbia, la nostra incazzatura per cambiare l'Europa e cambiare il nostro mondo. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, αλλά και τους ανθρώπους που με προσκάλεσαν. Prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che siete qua, ma anche le persone che mi hanno chiamato. Και να πω ότι έχω πολύ καιρό να βρεθώ σε μια τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σε ένα τόσο όμορφο χώρο που γίνεται ακόμα ομορφότερος όταν είναι ταυτόχρονα χώρος τέχνης αλλά και αγώνα. È una cosa molto particolare questa di oggi, perché è tanto tempo che non mi trovavo in un posto come questo, così bello, con persone meravigliose, che poi non è solo un luogo di cultura, ma anche un luogo di lotta e di speranza. Η σημερινή συνάντηση δεν είναι μια συνηθισμένη συνάντηση σε ένα κομματικά οργανωμένο και περιχαρακωμένο ακροατήριο. L'incontro di oggi non è un incontro convenzionale di ascoltatori che sono trincerati magari nel loro ambito di un partito organizzato. Αλλά είναι μια συστράτευση πολιτών για την αυτοοργάνωση και την ενιαία παρουσία στην κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη που έχουμε όλοι μαζί να δώσουμε την 25η του Μάη. Είναι το προσκλητήριο της ελπίδας και της αλλαγής. È una mobilitazione di cittadini per l'auto-organizzazione, è una presenza unitaria nell'appuntamento elettorale del 25 maggio per le elezioni europarlamentari. È un richiamo per la speranza e per il cambio, un'auto-organizzazione e un'autogestione che trova a Teatro Fare il suo luogo naturale per incontrarsi.
Κάποιοι ονομάσατε αυτή την προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας ενιαίας λίστας στις ευρωεκλογές ως το ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Αυτό δεν είναι όμως το ψηφοδέλτιο κάποιου ξένου. Είναι το δικό σας ψηφοδέλτιο. Είναι το ψηφοδέλτιο της Ιταλικής αριστεράς, είναι το ψηφοδέλτιο των κινημάτων, των κοινωνικών κινημάτων της Ιταλίας, είναι το ψηφοδέλτιο του Ιταλικού λαού. Questa lista Tsipras, come si è stata soprannominata, non è una lista, xenos in greco significa straniera, cioè una cosa estranea, no? La vostra lista è la lista della sinistra italiana, della sinistra dei movimenti sociali, è la lista del popolo italiano. Είναι το ψηφοδέλτιο που συγκροτήθηκε με δημοκρατία, με στόχο τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Είναι το ψηφοδέλτιο που διαμορφώθηκε από την κοινωνία των πολιτών, με την πρωτοβουλία των οργανικών διανοουμένων της Ιταλίας και με την ίδια την αυτοοργάνωση των πολιτών. Γι' αυτό και θα είναι πράγματι το ψηφοδέλτιο της ελπίδας και της αλλαγής. E questa è una lista che si è costruita con democrazia, che ha come obiettivo l'allargamento della democrazia in Europa. È una lista che si è costruita dalla società civile, con l'iniziativa degli intellettuali organici e con l'auto-organizzazione dei cittadini. Per questo è anche una lista di speranza di cambio. Η τιμητική αναφορά στο όνομά μου συμπυκνώνει και κωδικοποιεί τους αγώνες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια για δικαιοσύνη και δημοκρατία. Τους αγώνες του ελληνικού λαού για να μπει τέρμα σε αυτό το μαρτύριο της λιτότητας που δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά όλους τους λαούς της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Νότου. Τους αγώνες για να βγει η Ελλάδα, αλλά και όλος ο Νότος της Ευρώπης, από αυτό το μακρύ σκοτάδι του νεοφιλελευθερισμού. Mi fa molto onore che avete messo il mio nome, che probabilmente concentra e anche codifica un poco tutte le lotte del popolo greco di questi anni per la democrazia e per la giustizia, perché deve mettersi un fine a questo calvario dell'austerità, per uscire la Grecia, il sud Europa e tutta l'Europa dalla lunga notte del neoliberismo. Η ενότητα των δυνάμεων, αλλά και η δυναμική των προσώπων που συγκροτούν αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη λίστα, αντικατοπτρίζει και τη συνταγή και τα βήματα που και εμείς στην Ελλάδα ακολουθήσαμε για να φέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα πριν από τη μεγάλη εκλογική νίκη και τη διακυβέρνηση της χώρας. Η άμεση και δημοκρατική συγκρότηση, η ενότητα στην δράση όλων των δυνάμεων της αριστεράς, ο παραμερισμός των επιμέρους διαφορών για χάρη του κοινού στόχου, είναι η συνταγή της επιτυχίας για μας στην Ελλάδα. Είναι το δικό μας success story. La unità delle forze e la dinamica delle persone che comprendono questa lista rispecchia la ricetta e i passi che abbiamo fatto noi in Grecia per portare Syriza un passo prima della vittoria elettorale e assumersi il governo del paese. La diretta e democratica costruzione, la unità nell'azione di tutte le forze della sinistra, di aver lasciato a parte tutte le nostre differenze per un comune obiettivo è la ricetta del nostro successo, del nostro success story. E questo è un eufemismo che aveva utilizzato Samaras per descrivere, Samaras, il primo ministro greco, per descrivere le istruzioni che ha fatto il paese, l'aveva chiamato una storia di successo. E questo noi lo abbiamo denunciato moltissimo, così che capiscono di che si parla. Και εσείς εδώ λοιπόν καλείστε να μετατρέψετε με τη δράση σας, με τη δική σας δράση, το success story του ΣΥΡΙΖΑ
σε success story του Ιταλικού λαού, του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά σε κάθε γωνιά της Ευρώπης που αντιστέκεται στην νεοφιλελεύθερη λιτότητα. E tutti voi qua, con la vostra azione in Italia, trasformerete il success story di Syriza, per questo è importante di spiegare che significa success story, in un success story del popolo greco, del popolo italiano, dell'Europa del Sud e di ogni cittadino che individualmente o collettivamente in tutti gli angoli d'Europa resiste all'austerità neoliberale. Διότι εμείς έχουμε στόχο να ενώσουμε όλους εκείνους που ο νεοφιλελευθερισμός διαιρεί σήμερα στην Ευρώπη. Perché noi abbiamo come obiettivo di unire tutti quelli che il neoliberismo divide oggi in Europa. Τους νέους και τις νέες της Ευρώπης, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αγρότες γης, το πρεκαριάτο, όλους εκείνους που αγωνίζονται σήμερα προκειμένου να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Tutti i giovani e le giovani, i lavoratori, gli agricoltori, la larga fascia del precariato, i disoccupati, le donne e tutti gli uomini che lottano per vivere con dignità. Φίλες και φίλοι, αυτή η πρωτοβουλία, η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της κοινωνικής αριστεράς για τον τερματισμό της λιτότητας και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, πιστεύω δεν θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από καμιά άλλη χώρα παρά μονάχα από τη δική σας χώρα, την Ιταλία. E questa iniziativa della sinistra sociale per finire con l'austerità e allargare la democrazia in Europa non poteva cominciare da un altro paese eccetto il vostro, l'Italia. Γιατί στο διάβα της ιστορίας, η δική σας αριστερά, η Ιταλική αριστερά, ήταν πάντοτε ένα μεγάλο εργαστήρι εμπνευσμένων αναλύσεων και τολμηρών πρωτοβουλειών. Perché nelle rotaie della storia la vostra sinistra, la sinistra italiana, è stata sempre un grande laboratorio di analisi avanzate e di iniziative audaci. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι παρακολουθούσαμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εμείς στην Ελλάδα. Παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, πριν από λίγα χρόνια ήμασταν εμείς, μην γελάτε, που θέλαμε να σας μοιάσουμε. Σήμερα θέλετε να μοιάσετε εσείς σε εμάς. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι κανένας δεν πρέπει να θέλει να μοιάσει τον άλλον. Όλοι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε αν ενώσουμε δυνάμεις και υπερασπιστούμε το δίκαιο μας στην κάθε χώρα μας ξεχωριστά, ενωμένοι όμως σε όλη την Ευρώπη. Vi voglio confessare che da anni noi abbiamo seguito la sinistra italiana con tantissimo interesse per le sue idee avanzate e le elaborazioni che ha fatto. Però ora praticamente le cose sono cambiate e voi guardate noi per vedere come vanno le cose. Però la cosa buona è che nessuno deve stare a guardare che fa l'altro per copiare, dobbiamo fare una cosa tutti insieme e per questo siamo trovati tutti qui. Με ειλικρίνεια λοιπόν σας λέω ότι παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα. Πάντοτε εμείς στην Ελλάδα με μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδεολογικές σας επεξεργασίες και τις αναλύσεις. Τουλάχιστον εμείς που στο ΣΥΡΙΖΑ, που προερχόμαστε από ένα διακριτό ρεύμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. E questo di seguire un poco le vicende italiane in Grecia era per noi una cosa d'obbligo, tra virgolette, per tutti quelli che apparteniamo al Syriza e veniamo dalla sinistra rinnovatrice, si chiama in Grecia, come possiamo dire, la sinistra che un poco cercava un'altra sinistra dal socialismo reale, facciamola così per intenderci meglio, no? E quella della sinistra radicale. Γι' αυτό και είναι ειλικρινές το συναίσθημα της περηφάνειας, θα πω, που απευθύνεστε σε εμάς, προκειμένου στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να απευθυνθούμε στο κοινό μας στόχο. E credo che qua da vostra parte c'è un sincero interesse per continuare a fare cose, cominciare a continuare a fare cose insieme per avere un obiettivo comune.
όχι τόσο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα και σε λίγους μήνες, όπως δείχνουν τα πράγματα, πιο πιθανό είναι να είναι κυβέρνηση, όσο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να γίνει η κυβέρνηση της ανατροπής στην Ελλάδα μόνο αν ταυτόχρονα αυτή η ανατροπή σημάνει και το μήνυμα μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Non tanto perché Sirisa è diventato grande e magari può andare al governo in Grecia, ma anche perché per succedere qualsiasi cosa di cambio in Europa dobbiamo fare tutti insieme un cambio nei nostri paesi e in tutta l'Europa. Βέβαια αυτό που σας είπα πάει και αντίστροφα. Η αλλαγή που όλοι προσδοκούμε στην Ευρώπη δεν μπορεί παρά να έρθει κοντύτερα αν μια μεγάλη πολιτική anatropì με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση προκύψει στην Ελλάδα. Ma la cosa può funzionare anche al contrario, perché tutto il cambio che noi desideriamo in Europa può venire anche più vicino con un grande rovesciamento politico, per esempio, con Sirisa nel governo della Grecia. Γι' αυτό το λόγο, και όχι γιατί μας έχει πιάσει κάποιος μικρομεγαλισμός, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξούμε να είμαστε η κυβέρνηση της ελπίδας και της αλλαγής, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης. E per questo non abbiamo una mania di superiorità, però crediamo che noi vogliamo diventare un governo di speranza e di cambio non solo per il popolo greco, ma per tutti i popoli dell'Europa. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη, νομίζω εύστοχα επεσήμανε σε μια συνέντευξή της πριν από λίγες μέρες, ότι από το μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η τύχη της Ευρώπης. Barbara Spinelli aveva sottolineato molto bene in un'intervista sua pochi giorni fa che dal futuro della Grecia dipende anche il futuro dell'Europa. Διότι η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ευρωπαϊκή διάσκεψη του χρέους που ζητάμε δεν θα αφορά μονάχα την Ελλάδα. Θα αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης, θα αφορά όλη την Ευρώπη και εάν τελεσφορήσει, αν έχει θετική έκβαση, θα αφαιρέσει ένα μεγάλο βάρος από τη βιωσιμότητα και την προοπτική της ίδιας της Ευρωζώνης και θα απελευθερώσει πόρους για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, που σήμερα στενάζει κάτω από τα βάρβαρα και αναποτελεσματικά μέτρα της λιτότητας. Perché la negoziazione del governo di Sirisa per una conferenza europea per il debito non sarà solo per la Grecia, sarà per tutta l'Europa, per alleggerire il grande peso della sostenibilità e la prospettiva della stessa Eurozona, per liberare risorse necessarie per lo sviluppo, specialmente nella periferia dell'Europa, che oggi è colpita da queste barbare misure di austerità. Γιατί η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για ένα ευρωπαϊκό New Deal, που είναι σήμερα αναγκαίο όσο ποτέ, και για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Ευρώπης, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Μας αφορά όλους. Αφορά όλο τον νότο της Ευρώπης. Perché la negoziazione del governo di Sirisa per un New Deal europeo e per uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell'Europa è una cosa che comprende tutti noi, non comprende solo la Grecia e non lo faremo solo per la Grecia. Όταν, ξέρετε, ο γυάλινος τείχος του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη σπάσει, θα σπάσει για όλους τους λαούς της Ευρώπης, όχι μονάχα για εκείνον που τον χτύπησε και έσπασε. Perché quando il muro di vetro del neoliberismo dogmatico si rompe per tutti e non solo per quello che l'ha colpito.
αλλά και γιατί σήμερα, με πρόσχημα την κρίση, το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο της Ευρώπης επιχειρεί τη βίαιη αναδιοργάνωση του ευρωπαϊκού καταμερισμού εργασίας, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που υφίσταται μια πρωτοφανή καταστροφή του ανθρώπινου κεφαλαίου και του παραγωγικού δυναμικού της. Είναι το σύνολο της ευρωπαϊκής περιφέρειας που υφίσταται μια πρωτοφανή απέμαξη, είτε με μνημόνια, είτε χωρίς μνημόνια όπως εδώ στην Ιταλία. Η ακραία τιμωρητική λιτότητα εξαφανίζει το στίγμα του Ευρωπαϊκού Νότου στον Ευρωπαϊκό Παραγωγικό Χάρτη. Ma anche perché oggi, con l'alibi della crisi, l'establishment neoliberale dell'Europa cerca una violenta riorganizzazione del mondo del lavoro in Europa. Non è solo in Grecia, che già sta sotto una mai vista distruzione del capitale umano e delle sue risorse produttive. È l'insieme della periferia europea che sta sotto un attacco mai visto prima. O avremo i memorandum come noi, o avremo questa assurda e penalizzante austerità. Il risultato è che cancella il sud dell'Europa, cancella il sud dell'Europa dalla mappa produttiva dell'Europa. Αυτό που προείπατε το επιβεβαιώνουν δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Η μία αφορά τη Fiat, η οποία μεταφέρει τη νομική της έδρα στην Ολλανδία και τη φορολογική της στην Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και γνωρίζω ότι στην πρωτοβουλία σας, στην προσπάθειά σας συμμετέχει και ένα σημαντικό συνδικάτο που έδωσε πολύ σημαντικούς σκληρούς αγώνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την σουηδική Electrolux, που απαιτεί η μείωση μισθών κατά 50% στα 4 εργοστάσια της εδώ στην Ιταλία, ώστε να προσεγγίσουν τις αμοιβές της μονάδες της στην Πολωνία. E queste cose lo confermano anche due esempi molto negativi che fanno parte dei notiziari degli ultimi giorni. La Fiat trasloca la sua sede legale in Olanda e la sua sede fiscale in Gran Bretagna. La svedese Electrolux, che preme per diminuire gli stipendi fino al 50% nelle sue 4 fabbriche, finché gli stipendi diminuiscono a livelli delle sue unità produttive in Polonia. Quanta ragione aveva e quanta ragione ha la FIOM, che ha lottato per la dignità dei lavoratori e della democrazia. Perché ora si vedono tutte queste cose nell'Europa del nostro Presidente. Η επιτυχία της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα δεν θα είναι μονάχα υπόθεση της Ελλάδας, που μετά από 4 μνημόνια βρίσκεται κάτω από απίστευτη ανθρωπιστική κρίση. Θα είναι υπόθεση όλης της δημοκρατικής Ευρώπης και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, γι' αυτό χρειάζεστε τη στήριξή μας, γι' αυτό χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Avete capito tutto? Allora, il successo della nostra negoziazione in Europa e del governo di Syriza non sarà solo una ipotesi, una cosa greca. Dopo 4 anni di memorandum che hanno portato il paese in una crisi umanitaria, è una cosa di tutta l'Europa democratica e per questo noi vogliamo il vostro aiuto e per questo voi volete il nostro aiuto e per questo noi ci uniremo per sbatterli questi e cambiare l'Europa. Ora avete capito meglio, eh? Σε αυτή
σε αυτόν τον κοινό αγώνα, να ξέρετε, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μονάχα τον νεοφιλελευθερισμό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το μακρύ του χέρι. Την ακροδεξιά, τους νεοναζί, τον δεξιό λαϊκισμό. In questa lotta non dobbiamo affrontare solo il neoliberismo, ma anche la sua versione peggiore, che è il neonazismo e tutti questi movimenti di estrema destra e il populismo di destra. Έχουμε να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε την επικίνδυνη άνοδο αυτών των δυνάμεων στους λαούς της Ευρώπης. Γιατί μπορεί η ακροδεξιά και οι νεοναζιστικές συμμορίες να εμφανίζονται ως δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι παρά η εφεδρεία του νεοφιλελευθερισμού και του συστήματος και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Dobbiamo fermare l'aumento dentro i popoli europei dell'estrema destra e del populismo di destra, perché può darsi che l'estrema destra e le bande neonaziste di presentarsi come che appartengono a delle forze contro il sistema. Nella realtà però non sono altro che la riserva del neoliberismo e del sistema e per questo sono la più grande minaccia per la democrazia. Για να ρωτηθείτε, για δείτε τι ακριβώς μας καλούν να πράξουμε όλοι αυτοί οι δίθεν αντισυστημικοί. Μας καλούν να σπεύσουμε στην επιστροφή στο εθνικό κράτος, που δεν οδηγεί όμως πουθενά. Γιατί στις βασικές οικονομικές του λειτουργίες έχει ξεπεραστεί από την κλίμακα των κοινών, των διεθνοποιημένων προβλημάτων. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η Ευρώπη είναι πλέον το πεδίο των αποτελεσματικών, κοινωνικών, ταξικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Stiamo a vedere dove ci vogliono portare tutti questi neonazisti che fanno finta di essere contro il sistema. Vogliono il ritorno dello Stato nazionale che non ci porta da nessuna parte, perché le sue funzioni economiche di base sono già superate da come si è evoluta tutta la problematica economica. Se ci piace o non ci piace, l'Europa diventa in questo momento il campo di tutte queste contrapposizioni, queste sociali, politiche e di classe. Η Ευρώπη είναι το πεδίο του αγώνα για τους συσχετισμούς της πολιτικής εξουσίας. Η Ευρώπη είναι το πεδίο της πάλης για την αλλαγή των ταξικών συσχετισμών. Άρα η Ευρώπη είναι το προνομιακό πεδίο της αριστεράς. Για να αλλάξουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας, αλλά και για να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο την Ευρώπη των λαών, που σημαίνει την Ευρώπη που θα σέβεται τη λαϊκή κυριαρχία σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης. L'Europa è il campo di battaglia per gli equilibri del potere. L'Europa è il campo di lotta per il cambio degli equilibri di classe. Per questo l'Europa è un campo privilegiato per la sinistra, per cambiare gli equilibri politici a favore delle forze del lavoro, perché dobbiamo riportare nella scena dei popoli dell'Europa quello che una Europa che rispetta la sovranità popolare in ogni paese nell'insieme, in tutta l'Europa. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποτέ άλλοτε στο μεταπολεμικό παρελθόν της Ευρώπης η μοίρα μας δεν ήταν τόσο αυτονόητα και τόσο καθοριστικά δεμένη. Ποτέ άλλοτε η αλληλεγγύη δεν ήταν τόσο απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά για να καθορίσουμε το κοινό μας μέλλον. Amiche e amici, sì, compagni e compagni,
Fino ad oggi in nessun altro momento del periodo dopo la guerra in Europa il nostro destino non era così ovvio e non era così legato uno con l'altro. Finora in nessun altro momento la solidarietà non era così necessaria. Per questo dobbiamo uscire tutti insieme organizzati dalla crisi per poter rifondare un destino comune per il domani. Το νεοφιλελεύθερο ευρωπαϊκό κατεστημένο διαχειρίστηκε την κρίση όχι για να την επιλύσει, αλλά για να αναθεωρήσει τη μεταπολεμική πολιτική οικονομία της Ευρώπης, για να πυροδοτήσει την επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, για να ξυλώσει τα δικαιώματα και τα κεκτημένα των δυνάμεων της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και για να δημιουργήσει μια διευρυμένη ζώνη φθηνά αμοιβόμενης και επισφαλούς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. L'establishment europeo neoliberale ha gestito la crisi non per risolverla, però per cambiare tutta la politica economica dell'Europa che si è stabilita dopo la guerra, per fare un attacco del capitale contro il mondo del lavoro, per smontare i diritti acquisiti delle forze del lavoro nel continente europeo, per creare una larga zona di gente che con stipendi da fame e lavori precari in tutta la periferia. Και για το σκοπό αυτό καταστρατήγησε το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπνιξε τη δημοκρατία, αγνόησε την πολυμορφία των θεσμών σε εθνικό επίπεδο, φήμωσε τους λαούς και τους εξανάγκασε να φορέσουν τον ζουρλομανδία της λιτότητας, της πειθαρχίας και της απορρίθμισης. E per questo non ha avuto nemmeno un rispetto per lo stesso quadro istituzionale dell'Europa e dell'Unione Europea, ha soffocato la democrazia, ha lasciato perdere la polimorfia delle istituzioni nel campo nazionale, ha abbavagliato i popoli e li ha costretti a mettersi una camicia di forza dell'austerità, dell'ordine e della deregolamentazione. Αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη που οι λαοί επιθυμούν. Αυτή είναι η Ευρώπη που με μεγάλη ταχύτητα οι λαοί θα μισήσουν. E questa non può essere l'Europa che desiderano i popoli, questa è l'Europa con una grandissima velocità i popoli odieranno. Εμείς που υπερασπιζόμαστε την ευρωπαϊκή ιδέα, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη των συντηρητικών, των φιλελεύθερων, των νεοφιλελεύθερων και των σοσιαλδημοκρατών. Αυτή είναι η Ευρώπη που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε και θα την αλλάξουμε. Noi che difendiamo l'idea dell'Europa non possiamo ammettere questa Europa. Questa è l'Europa dei conservatori, dei neoliberali e dei socialdemocratici. Questa è l'Europa che noi vogliamo cambiare e la cambieremo. Στη θέση της Ευρώπης των μνημονίων, του φόβου, της ανεργίας και της φτώχειας, στη θέση της Ευρώπης της οικονομικής και της τραπεζικής ολιγαρχίας, εμείς θέλουμε την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Γι' αυτό και παλεύουμε. Να τερματιστεί η λιτότητα, να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους και να χρηματοδοτηθεί από τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η ενίσχυση της απασχόλησης και η ανάπτυξη. Nel posto dell'Europa dei memorandum, della paura, della disoccupazione, della povertà, nel posto dell'Europa della oligarchia economica e bancaria, vogliamo l'Europa dei popoli, l'Europa della solidarietà, una Europa vicina ai bisogni delle persone. Per questo noi lottiamo per finire con l'austerità, per cancellare la maggior parte del debito pubblico e di finanziare con un bilancio europeo comune lo sviluppo e l'occupazione. Chi di voi può pensare che l'Italia può pagare 2.100 miliardi di debito? Chi
che voi dovete pagare per governare per generazioni, che voi dovete pagare per generazioni questi soldi. Στη θέση μιας αυταρχικής και αντιδημοκρατικής Ευρώπης θέλουμε μια Ευρώπη δημοκρατική. Γι' αυτό και παλεύουμε για τη δημοκρατική αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών θεσμών. Al posto di un'Europa autoritaria e antidemocratica vogliamo un'Europa democratica, per questo lottiamo per una riorganizzazione democratica delle istituzioni europee. Μαζεύονται σε κλειστές αίθουσες 27 υπουργοί, 27 πρωθυπουργοί και αποφασίζουν στο τέλος αυτό που θέλει η κυρία Μέρκελ, αλλά δεν ρωτάνε ποτέ τους λαούς, ούτε καν το γερμανικό λαό, για το ποιο μέλλον θέλουν να επιλέξει. Loro si riuniscono in stanze chiuse, 27 ministri di tutti i paesi europei, e lì viene la Merkel e gli dice che devono fare, e non chiedono nemmeno dal popolo tedesco che vuole. Αλλά και στη θέση της Ευρώπης φρούριο, της Ευρώπης που αφήνει τους μετανάστες αβοήθητους να πνίγονται στα νερά της Μεσογείου, στη Λαμπεντούσα, στο Φαρμακονήσι, ή τους στιβάζει στις χώρες προσέλευσης, απαγορεύοντάς τους να μετακινηθούν στο βορρά, μετατρέποντας και αυτές τις χώρες μας, σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Στη θέση λοιπόν αυτής της αποκρουστικής Ευρώπης, εμείς θέλουμε μια Ευρώπη του ουμανισμού, του ανθρωπισμού. Di fronte all'Europa fortezza che lascia gli immigrati senza aiuto ad affogarsi nelle acque del Mediterraneo, che sia Lampedusa o Famatonisi. Non lo so se avete visto gli ultimi giorni in un'isola greca che sono affogate 12 persone. O li mette dentro i paesi di provenienza, vietandoli di muoversi verso il nord. Li chiudono come magazzini di anime. Per questo noi vogliamo una Europa umanista che deve rispettare la vita umana, e per questo lottiamo per riformare il quadro europeo per la immigrazione e l'abolizione del Trattato di Dublino 2. Τέλος, τη θέση της Ευρώπης που καταστρέφει τους φυσικούς της πόρους και το περιβάλλον για τα κέρδη κάποιων λίγων πολυεθνικών, εμείς θέλουμε μια πράσινη Ευρώπη οικολογική που θα βάζει το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη, που θα οργανώνει τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και θα προωθεί τον οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Di fronte a un'Europa che distrugge le sue risorse naturali e l'ambiente per i profitti delle multinazionali, noi vogliamo un'Europa verde ecologica che mette l'ambiente sopra i profitti, che organizzerà le risorse di energia rinnovabile, che metterà nel suo programma la trasformazione ecologica della produzione. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρότασή σας να συμμετέχω σε αυτό που εσείς ονομάζετε λίστα Τσίπρα, όχι για να γίνω μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα σας ή για να κάνω υποδείξεις σε οποιονδήποτε, ούτε και βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας ως ένας επικεφαλής ενός νέου Ιταλικού πολιτικού κόμματος. Amiche e amici, compagne e compagni, ho accettato questa proposta vostra che mi ha fatto molto onore, e quello che poi avete chiamato lista Tsipras, non per diventare anch'io parte della vostra politica interna e nelle vostre contrapposizioni nel vostro paese, o per dare io le istruzioni a chiunque. Nemmeno mi trovo qua oggi tra di voi come un capo di un nuovo partito politico. Είμαι μαζί σας ως ένας από όλους εσάς, με μοναδικό σκοπό να σας μεταφέρω την εμπειρία ενότητας που έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ένα βήμα πριν από την κυβέρνηση, πριν από την εξουσία, μέσα σε λίγα χρόνια.
Είμαι λοιπόν μαζί σας για να ενώσω, όχι για να διαιρέσω. Sono tra di voi come uno di voi, solo per portarvi l'esperienza di unità che ha portato Syriza un passo prima dal governo in pochi paesi, in pochi anni. Sono qui uno di voi solo per unire, non per dividere. Για να συμβάλλω όσο μπορώ στη συγκρότηση ενός κινήματος ελπίδας και αλλαγής, που ξεκινάει από τα αριστερά, απευθύνεται όμως σε ολόκληρη την Ιταλική και την Ευρωπαϊκή, θα έλεγα, κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ψήφο που επέλεξαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, ανεξάρτητα, αν θέλετε, και από την ιδεολογική τους αφετηρία, διότι η κρίση δεν βλέπει χρώματα ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Χτυπάει ανεξαιρέτως και σήμερα οι συμπολίτες μας υποφέρουν, πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Sono uno di voi qua per aiutare solo per la costruzione di un movimento di speranza e di cambio che deve partire dalla sinistra, che si deve allargare in tutta la società, in tutti i cittadini, indipendentemente da quello che hanno votato nelle ultime elezioni per il Parlamento, indipendentemente per la loro ideologia e le loro credenze, perché oggi la crisi non guarda colori, ci colpisce tutti e noi dobbiamo dare una risposta tutti insieme. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που σήμερα, εδώ στη Ρώμη, συγκροτούμε σε αυτόν τον υπέροχο, σε αυτή την υπέροχη αίθουσα, συγκροτούμε μαζί ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο της κοινωνικής αριστεράς για τις ευρωεκλογές της 25ης του Μάη από τα ΚΑΠ, με πρωτοβουλία των κινημάτων, των διανοουμένων, της κοινωνίας των πολιτών, με την αυτοοργάνωση των πολιτών σε επιτροπές στήριξης σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. E sono molto felice oggi di trovarmi tra di voi in questo tentativo di creare una lista unitaria della sinistra per gli europarlamentari del 25 di maggio dal sotto, con l'iniziativa dei movimenti dal basso, con l'iniziativa dei movimenti degli intellettuali della società civile, con l'auto-organizzazione dei cittadini in comitati di sostegno in tutti gli angoli di questo paese. Ένα ψηφοδέλτιο που θα πρέπει, μια λίστα, όπως λέτε εσείς, που θα πρέπει από αύριο κιόλας να καλεί σε στήριξη και σε συμμετοχή όλους τους πολίτες, αλλά ακόμα και όλες τις συλλογικότητες και τις οργανωμένες δυνάμεις που θα δείξουν ενδιαφέρον να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί στις μέρες της κρίσης, και αυτό είναι το δίδαγμα από την Ελλάδα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στις μέρες της κρίσης τελικά ό,τι πιο ριζοσπαστικό, ό,τι πιο αριστερό είναι ό,τι ενώνει και όχι ό,τι διασπά. La lista che vogliamo fare fa un invito per la partecipazione e il sostegno a tutte le associazioni, a tutte le forze organizzate che vogliono partecipare, perché deve essere chiaro a tutti noi, e questa è l'esperienza di Syriza, quello che abbiamo avuto in Grecia, che in questi giorni di crisi, di questo periodo duro che viviamo, di sinistra e radicale è tutto quello che unisce e non quello che divide. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι τις υπαρκτές διαφορές μας στην άκρη, ας κάνουμε ο καθένας ένα βήμα πίσω, προκειμένου όμως όλοι μαζί να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά, και ας κρατήσουμε αυτά τα δύο. Αυτοοργάνωση και αποκλεισμός στους αποκλεισμούς. Έτσι μόνο πιστεύω ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα αυτό το πρωτότυπο και ενδιαφέρον εγχείρημα που σήμερα ξεκινάτε. Dobbiamo mettere allora tutte le nostre differenze a parte. Dobbiamo fare ognuno di noi un passo indietro per fare tutti insieme tantissimi passi in avanti, con l'auto-organizzazione. Con l'auto-organizzazione e la esclusione alla esclusione. Solo così può avere questo tentativo originale un positivo risultato.
Τέλος, θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι αποδέχτηκα με χαρά αυτή την πρόσκληση. Διότι θέλω να μεταφέρω εδώ στην Ιταλία, που είναι η πιο κοντινή χώρα στην Ελλάδα και η πιο κοντινή και στη λιτότητα, να μεταφέρω το εξής μήνυμα. Κανένας άλλος λαός, καμιά άλλη χώρα, πουθενά στον κόσμο, να μην υποστεί τα δεινά και τις συνέπειες που υπέστη ο ελληνικός λαός τα τελευταία 3 χρόνια από το μνημόνιο της λιτότητας. Ποτέ, κανένας και πουθενά. Voglio anche dirvi, anche perché ho accettato questo, con questa vostra proposta e con questo onore che mi avete fatto di formare qua la lista, perché voglio anche portare da voi anche un messaggio che nessun altro popolo d'Europa e nessun altro popolo in tutto il mondo di non sopportare questo calvario che vive da quasi 4 anni il popolo greco. Nessuno, mai, nessuna cosa. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινάμε όλες και όλοι μαζί το δύσκολο αλλά συναρπαστικό ταξίδι για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και την αλλαγή στις ζωές μας. Γιατί, και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στο θέατρο Βιάλα είναι το καινούριο. Είναι το καινούριο που προσπαθεί να γεννηθεί όταν το παλιό γύρω μας ψυχοραγεί και πεθαίνει. Compagni e compagni, dobbiamo cominciare ora tutti insieme questa fatica difficile, però è anche un viaggio eccezionale per la speranza e il cambio, perché oggi qua noi nel Teatro Valle siamo il nuovo, quello che è nato e non quello che è già morto o sta per morire. Αφήσουμε λοιπόν πίσω μας τα χαμένα χρόνια για την ενότητα της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς στην Ιταλία και ας αναλογιστούμε όλοι ότι η κοινωνία της δημοκρατίας και της αριστεράς ανοίγει σήμερα νέους δρόμους για την ενότητα και την ανασυγκρότησή της από τα κάτω. Γιατί εσείς, η κοινωνία της Ιταλικής αριστεράς, ήσασταν και σήμερα θα το αποδείξετε για ακόμη μια φορά ότι παραμένετε φάρος για όλους εμάς και προάγγελος προοδευτικών πολιτικών εξελίξεων για όλη την Ευρώπη. Perché voi, la società democratica della sinistra in Italia, aprite oggi nuove strade per la unità e la ricostruzione dal basso, perché voi, la società della sinistra italiana, siete stati e oggi l'avete dimostrato che siete per ancora una volta e resterete un faro per tutti noi che abbiamo lottato questi anni per Sì. Guardate, non ridete, noi 2 referendum non li abbiamo vinti mai, perché noi non è permesso di fare i referendum, non possiamo decidere, non ridete, avete conquistato delle cose, l'acqua pubblica, a noi ce la tolgono. Siamo qua per scambiare opinioni, non per fare nulla, dobbiamo lottare insieme per anni. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει, ξέρετε, στην Ελλάδα λέμε μια παροιμία, ουδής προφήτης στον τόπο του. In Grecia c'è un proverbio, nessun profeta nel suo posto, nel suo paese. Αλλά εμείς γείτονές σας πάντοτε βλέπαμε με δέος πολιτικές προσωπικότητες όπως και διανοούμενους όπως ο Γκράμψη, όπως ο Παλμύρο Τολιάτη, ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς αυτά τα ονόματα μπορεί να είναι συνειδητά. Dice, come avete capito, parlavano di Gramsci, Togliatti e Berlinguer, ma anche gli altri non sono tanti.
Sì, dice che tutti noi in Grecia abbiamo per anni letto, sentito, abbiamo visto, perché qualcuno l'ha visto, per esempio io l'ho visto. Allora abbiamo visto sempre così, con una cosa un poco religiosa, queste cose, no? Di vedere tutto questo. E ora il Grau. Ξέρω ότι για τους περισσότερους από εσάς ίσως αυτά τα ονόματα να είναι συνδεδεμένα με τους φοιτητικούς σας διαπληκτισμούς και τους τσακωμούς εντός της αριστεράς. Forse per tanti di voi tutti questi nomi sono anche vissuti con battaglie interne per quando eravate studenti o nei vostri quartieri. Αλλά αυτός είναι ο πλούτος της αριστεράς. Però questa è la ricchezza della sinistra. Ο πλούτος ότι μπορεί και τολμά να συγκρίνεται ακόμα με τους συντηρητικούς. La ricchezza di poter fare anche una battaglia interna, di discutere. Εσείς σήμερα εδώ έχετε δημιουργήσει ένα μύθο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Voi qua avete creato un mito per Sirisa, per esempio. Αλλά αν πάτε σε μια εκδήλωση, σε μια μεγάλη εκδήλωση ή μικρότερη, στη βάση της αριστεράς στην Ελλάδα, και εκεί η εικόνα που θα εισπράξετε θα είναι γκρίνια, διότι συνεχώς θέλουμε και πρέπει να θέλουμε να υπερβούμε και να βγάλουμε τον καλύτερό μας. Ma anche se voi venite in una assemblea nostra e vedete lì anche se è grande, piccola, di qualsiasi dimensione, vedete che anche lì tutti mormorano, tutti dicono delle cose una cosa all'altra, perché è sempre stato questo nella sinistra. Tutti volevamo superare noi stessi, magari anche mormorando. Το χειρότερο πράγμα όμως που μπορείτε να κάνετε είναι να αυτομαστιγώνεστε, να είσαστε δηλαδή, να βάζετε οι ίδιοι διαρκώς τον πύχη πιο ψηλά και να περνάτε από κάτω. Allora, la cosa peggiore che potete fare è di autocastigarsi, cioè mettere un poco più in alto le cose che dovete fare e così passare di sotto e non poter superarle. Γι' αυτό ας κρατήσετε ό,τι καλύτερο από αυτές τις παραδόσεις και ας πετάξετε στα σκουπίδια τα βαρύδια, αυτά που σας κρατήσαν πίσω και τις αιτίες που σας έχουν οδηγήσει σήμερα σε αρνητικά πολιτικά αποτελέσματα. Probabilmente la cosa migliore sarebbe di prendere tutte queste cose positive, portarle in avanti e buttare tutti questi pesi che avete avuto per anni, e magari per questo che non avete potuto avere una fatta politica importante in Italia. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου αυτή τη φορά να διαφωνήσω με τον Γκράμψη. Πρέπει να έχουμε και την αισιοδοξία της γνώσης και την αισιοδοξία της βούλησης για να προχωρήσουμε. E permettetemi questa volta di avere un dissenso anche con Gramsci, perché credo che dobbiamo avere anche l'ottimismo della sapienza e l'ottimismo della volontà per andare avanti. Να κρατήσουμε την προτροπή για την ενότητα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια τούτη την ώρα να βρισκόμαστε, να έχουμε τον ίδιο στόχο, αλλά να δρούμε, να περπατάμε σε διαφορετικούς δρόμους. Dobbiamo essere molto sinceri in queste ore difficili, dobbiamo essere uniti, non abbiamo illuso di avere lo stesso obiettivo e di camminare in strade diverse. Πιστεύω ότι αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε questa cosa la prenderemo bene dentro nella nostra coscienza και εμπνεύσουμε τους νέους κοινωνικούς αγώνες, τους νέους λαϊκούς αγώνες με νικηφόρο προοπτική, e dovremmo far portare avanti nuove lotte sociali, nuove lotte con una prospettiva positiva. θα καταφέρουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που και σήμερα μπορούμε να φανταστούμε. Possiamo avere come risultato una cosa molto più grande anche di quella che possiamo immaginare oggi. Πριν από 2 χρόνια, όταν πρωτομίλησα ως επικεφαλής ενός κόμματος του 4%, 2 anni fa, quando avevo parlato come, tra virgolette, il presidente di un partito piccolo di 4%, και φυσικά ενός κόμματος που είχε πολύ μεγάλες αδυναμίες, όπως και όλα τα δικά σας εδώ στην Ιταλία. che è un partito che aveva tantissime debolezze, come hanno anche tutti i vostri partiti qua in Italia. Για την προοπτική να αλλάξουμε όλα τα παλιά και να προχωρήσουμε μπροστά διεκδικώντας την κυβέρνηση στην Ελλάδα, όχι να διαμαρτυρόμαστε και να διαμαρτυρόμαστε, Con la prospettiva, αλλά και να κερδίσουμε την εξουσία και να τη δώσουμε στο λαό. con la prospettiva non solo di stare lì a protestare, ma di mettere anche come obiettivo di conquistare il governo, per prendere noi il potere e restituirlo al popolo.
Λοιπόν, οι περισσότεροι σύντροφοί μου έλεγαν τρελάθηκες. Allora anche i miei compagni più stretti mi dicevano che sei impazzito. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μια τόσο υπεραισιόδοξη Come puoi στάση? essere così super ottimista con questa situazione? Όμως κρατήστε το αυτό. Οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστικές λύσεις. Ma tenete bene questa cosa, che questi tempi vogliono soluzioni radicali, Και απαιτούν και αισιοδοξία. Vogliono Και un αποφασιστικότητα. ottimismo e decisionismo. Αν κρατήσουμε το ριζοσπαστισμό μας, αν διεκδικήσουμε το ανέφικτο, Se teniamo il nostro radicalismo e τότε vogliamo conquistare πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το μεγάλο μας στόχο. la cosa che non Να possiamo αλλάξουμε commettere την oggi, Ευρώπη για να σώσουμε τις ζωές, τις δικές μας και των επόμενων γενιών. possiamo fare anche noi il nostro sorpasso, cambiare l'Europa per salvare le nostre vite e le vite delle generazioni prossime. Και επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μακρινό και πολύ δύσκολο, έχουμε μπροστά μας ένα χειροπιαστό στόχο. Se questa cosa sembra molto lontana, dobbiamo vedere che abbiamo davanti a noi un Τις ευρωεκλογές της 25ης concreto του Μάη. obiettivo, le elezioni del 25 di maggio. Εμείς στην Ελλάδα θα πούμε πρώτοι. Noi in Grecia saremo i primi. Γιατί να μην μπορέσετε κι εσείς να βάλετε τον πύχη ψηλά στην Italia? Ποιος είναι καλύτερος από εσάς? Perché non potete mettere anche voi un obiettivo alto? Chi è migliore di voi in Italia? Μήπως είναι καλύτεροι αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει αυτόν τον λαό που ήταν πάντοτε αξιοπρεπής σε αυτές τις συνθήκες αναξιοπρέπειας? Anche quelli che vi hanno portati un popolo così dignitoso, così ricco di esperienze in una situazione come questa di oggi. Μήπως έχουν κάτι θετικό να μας πούν αυτοί που σας υποσχέθηκαν και εσάς εδώ ότι θα βγούμε από την κρίση, θα βγείτε από την κρίση και έφεραν και νέα λιτότητα και νέα μέτρα? Perché anche qua vi hanno promesso che faranno una cosa, faranno l'altra cosa, che uscirete dalla crisi, che tutto cambia, che alla fine che vengono a fare sempre? Nuove misure e nuove misure, austerità, austerità e austerità. Οι πολιτικοί φίλοι του κυρίου Μπερλουσκόνη, I amici personali politici del signor Berlusconi, που είναι στην οικογένεια της κυρίας Μέρκελ στην Ευρωπαϊκή che appartiene alla famiglia della signora Merkel nella Unione Europea, ή μήπως έχουν κάτι να πούν στον Ιταλικό λαό οι εκπρόσωποι της Σοσιαλδημοκρατίας, o hanno da dire qualcosa al popolo italiano i rappresentanti που ακολουθούν πιστά della την πολιτική της κυρίας socialdemocrazia, Μέρκελ στην Ευρώπη? che seguono con precisione la politica di Merkel in tutta l'Europa. Ξέρω ότι τώρα θέλει να ηγηθεί της Ιταλικής Σοσιαλδημοκρατίας ένας συνομιλικός μου, ένας νέος άνθρωπος. So molto bene che in Italia uno che vuole mettersi a capo della socialdemocrazia italiana è una persona giovane come me, una persona così. Αλλά δεν αρκεί η νεότητα για να φέρει κανείς το καινούργιο. Però se votano a sinistra anche i preti non sarebbe male. Però non basta solo per uno di essere giovane per fare qualcosa di positivo. Se lo dicevo, βεβαίως βλέπω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει σήμερα ένα διακύβευμα πολύ σημαντικό. Με ποια Ευρώπη θα προχωρήσουμε και με ποιους συσχετισμούς? Oggi in Europa c'è sempre molto evidente un perché, in quale Europa vogliamo, dove andiamo, in quali equilibri. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, αφορά τις ζωές όλων μας, σε κάθε χώρα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου. Che questa è una domanda molto importante per tutti, specialmente nei paesi del sud Europa. Και σε αυτό το ερώτημα ο συνομιλικός μου απαντάει με τους ίδιους συσχετισμούς. Θα προχωρήσουμε με την ίδια Ευρώπη που μας έχει τρελάνει στη λιτότητα. Il mio coetaneo risponde con la stessa Europa, con quella politica che già è applicata e quella che ci ha fatto impazzire finora. Ενώ από την άλλη
η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών στην Italia, mentre dall'altra parte la sorpresa delle elezioni precedenti in Italia Beppe Grillo, σε αυτό το ερώτημα σφυράει αδιάφορα. In questa domanda fischia facendolo disturbato. Δεν με νοιάζει και ποιους σχετισμούς θα πάμε στην Ευρώπη, δεν με νοιάζει αν θα είναι ο Σούλτς, αν θα είναι ο Γιούγκερ, αν θα είναι... Che non importa chi sarà, come saranno gli equilibri europei, se sarà Schulz, se sarà Juncker, se sarà chi. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια στον Γκρίλο που κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα ποσοστά. Dobbiamo dire una cosa molto importante, dobbiamo dare i nostri complimenti a Grillo che è riuscito ad arrivare fino a queste percentuali. Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια. Perché ha potuto esprimere il malcontento degli italiani. Αλλά για να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, δεν αρκεί μόνο το όχι. Πρέπει να έχεις και εναλλακτική πρόταση. Però per cambiare la vita quotidiana e il futuro delle persone non basta dire solo di no, devi avere anche una proposta alternativa. Η εναλλακτική πρόταση δεν είναι η επιστροφή στο καβούκι μας. Η εναλλακτική πρόταση δεν είναι η επιστροφή στον ανταγωνισμό των εθνικών, να ανταγωνιζόμαστε Έλληνες και Ιταλοί εργαζόμενοι, πόσο περισσότερο θα υποτιμήσουμε τα νομίσματά μας τα εθνικά. La soluzione non può essere la concorrenza tra tutti noi, che noi greci faremo una guerra con voi italiani, chi svaluterà di più le loro monete, o di chiudersi dentro come nelle ostriche dentro le nostri stati nazionali. Η εναλλακτική περνάει μέσα από το κοινό μέτωπο και από την αλληλεγγύη των δυνάμεων της εργασίας, των νέων ανθρώπων, μέσα από το κοινό μέτωπο και την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης και ιδιαίτερα του Νότου. L'alternativa passa solo attraverso la unione delle forze del lavoro, delle forze dei giovani, delle forze del sud Europa che possono cambiare questa situazione. Φανταστείτε ότι στην Ευρώπη διεξάγεται ένας πόλεμος. Immaginate che in Europa si combatte una guerra. Αυτός ο πόλεμος βέβαια δεν είναι σαν τους άλλους πολέμους, αλλά έχει και αυτός θύματα, χιλιάδες ανθρώπους. Είναι οικονομικός πόλεμος. Perché è una guerra economica, però anche le sue vittime, migliaia di vittime. Η πρώτη γραμμή, αυτός ο πόλεμος όμως δεν είναι ανάμεσα σε έθνη και λαούς. Questa guerra non è attraverso tra i stati e i popoli. Από τη μια μεριά έχει το στρατόπεδο, από τη μια μεριά είναι το στρατόπεδο των δυνάμεων της εργασίας που υφίστανται την επίθεση τη μεγάλη. Da una parte c'è il campo delle forze del lavoro che sopportano un grandissimo attacco. Οι λαοί της Ευρώπης από τη μια μεριά. Che sono i popoli dell'Europa. Και από την άλλη μεριά οι τραπεζίτες. E dall'altra parte sono i banchieri. Είναι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Il capitale finanziario. Είναι οι οίκοι αξιολόγησης. Είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι offshore εταιρείες. Le offshore, le multinazionali. Η πρώτη γραμμή του πολέμου, το μέτωπο του πολέμου, αυτού του οικονομικού πολέμου στην Ευρώπη, είναι στην περιφέρεια, είναι στο νότο. La prima linea di questa grandissima guerra si trova nella periferia dell'Europa, nel sud Europa e nelle nostre case. Και έχουμε και πολλά θύματα στο μέτωπο. In questo fronte noi abbiamo avuto tantissime vittime. Στην Ελλάδα έχουμε 60% ανεργία στους νέους. In Grecia abbiamo 60% di disoccupazione dei giovani. 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 2 εκατομμύρια φτωχούς. Σε λίγο θα έχετε και 3 milioni senza copertura sanitaria, 2 milioni dei poveri. Όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι και σε αυτόν. Come in ogni guerra, anche in questa guerra. Η έκβασή του κρίνεται από το μέτωπο. La sua sorte dipende dal fronte. Αν στο μέτωπο, δηλαδή στις χώρες του Νότου, καταφέρουμε να ενώσουμε δυνάμεις και κάνουμε τη μεγάλη αντεπίθεση, θα κερδίσουμε τον πόλεμο για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Perché se nel sud Europa possiamo fare un fronte comune, dare una battaglia decisiva, potremo vincere questa guerra. Sarà una guerra che la vinceranno tutti i popoli dell'Europa. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Θα είμαστε εμείς η θετική έκπληξη στις εκλογές του Μάη. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Uniti riusciremo a essere noi la sorpresa nelle elezioni europarlamentari del 25 maggio in Grecia, in Italia, nel sud Europa e in tutta l'Europa. Vi ringrazio molto.